benvenuti a tutti. Siamo qui per la seconda giornata del girone B di Serie C di Treviso contro Vicenza. Primi minuti già affiatati da entrambe le squadre, molti tiri. Vicenza in possesso di... Alessandro Calù la passa ma non riesce a raggiungere il compagno. Il numero 13 del Vicenza tenta la rete ma Marino Prostocimo non riesce a parare. Qualche protesta da parte dei Rhinos Treviso per un fallo che l'arbitro non ritiene ci sia. Mattia Bianchino a lottare in balaustra per il disco, sgancia dietro ma non arriva al proprio compagno. Altro tiro del Vicenza che però non riesce a beccare lo specchio della porta. I diavoli intanto fanno pressione sui Rhinos. Il Treviso sta difendendo bene, però c'è qualche difficoltà. Adesso vediamo Riccardo Dalben, giocatore di Serie A che gioca con il Cus Verona, che scambia il disco con Elia Vallieri, giocatore di Serie B con il Fox Legnaro. Vallieri tenta la giocata ma non trova lo spazio per la riuscita e ci prova Riccardo Dalben. Bel tiro di Dalben, peccato per il palo. Ci riprova ma in 2 contro 1 è sempre difficile. Vicenza ora cerca di mantenere il possesso del disco, cerca di creare movimento ma Davide Sagui il capitano del Treviso riesce a sventare questa giocata. Disco in aria ma tutto regolare. Vicenza che cerca di mettere le idee in chiaro, di prendere tempo, di vedere gli spazi. Il Vicenza parte in attacco, tiro, fuori. Bravissimo Marino che col gambale è riuscito a deviarla verso le sponde del campo. Ora Vallieri segna! Bellissima gol del numero 9 Vallieri Elia che riesce a portare in vantaggio i Rhinos Treviso. Ragazzi, bella giocata. Ora ingaggio vinto da Vicenza. Il Vicenza parte subito in attacco. Sono 3 contro 3. Bellissima parata del portierone del Treviso, Marino Prostocimo. Disco vinto da Mattia Bianchi che oggi ha giocato un'altra partita alle 12 contro il Forlì con l'Under 18. Il Vicenza è in attacco, ma l'azione viene bloccata dal Treviso. Adesso il numero 66 Marco Quinto cerca di mantenere il possesso del disco ma scivola e cerca di lottare in balaustra, ma alla meglio il giocatore del Vicenza, Centofante, anche lui giocatore di Serie A con Vicenza che è primo in classifica. Il Treviso ha il possesso del disco e cerca di mantenerlo, ma un errore del Treviso era quasi rischiato un gol. Vicenza in attacco, si prepara il tiro,
ottimo l'intervento del portiere sul giocatore del Vicenza. Valieri pensa mentre cerca di scartare 3 uomini, riesce a farsi avanti ma purtroppo perde il disco, recupera il Vicenza. Valieri ritenta di prendere il possesso del disco. Vicenza che riesce a mantenere il controllo e con l'uscita di zona rimette in gioco le carte. Il Vicenza parte in attacco, ma il disco viene intercettato dal Treviso. Ora Riccardo Dalben che con una Veronica supera un giocatore. Tiro del Treviso ma purtroppo va fuori. Sempre Dalben che cerca di recuperare il disco pressato da un giocatore del Vicenza. Passaggio sull'altra sponda di Dalben. Adesso il capitano tenta di fare un assist a Mattia Darin che purtroppo non riesce, un 2 contro 1, bravissimi dal bene per forza in questa giocata. La difesa del Treviso riesce a recuperare e a sventare la superiorità numerica creata. Contrattacco del Treviso ma il disco quasi autogol del Vicenza, del giocatore vicentino, e poi tiro di Elia Valieri che purtroppo non riesce a beccare lo spazio tra il gambale e il palo del portiere. Ancora Valieri tiro e palo. Capitan Sagui che purtroppo non riesce a portare a termine il passaggio. Bravissimo Marino Prostocico qui in questa fantastica parata fenomenale, si è buttato sul disco. ingaggio sulla metà campo del Treviso. Sempre Bianchi Mattia all'ingaggio che riesce Alessandro Palù a riconquistare il disco. Purtroppo Tommaso Canera lo perde in fase di attacco. Possesso vicentino. Tommaso Canera riesce a recuperare il disco. Adesso Alessandro Palù non trova lo spazio, tenta il tiro ma tra i pattini vicentini non va a buon fine. Ora Bianchi Mattia che dialoga con Alessandro Palù. Il Treviso continua a mettere pressione sul Vicenza con una serie di passaggi. Per ora se la sta prendendo con comodo, cerca di trovare il momento giusto. Tiro ma viene parato. Disco ancora libero che si può giocare, infatti Bianchi Mattia sbatte la stecca e dice giochiamo. Purtroppo stecca in mezzo del vicentino che non fa sì che la slap di Tommaso Canera vada a buon fine. Un po' di contrasti fisici ma tutto regolare secondo Tiro di Zatta. Mattia Bianchin parato dal portiere del Vicenza. Il Vicenza in attacco. Riconquista il disco Riccardo Dalben che tenta di andare in zona d'attacco ma il tiro non finisce nello specchio della porta e di nuovo Vicenza dietro porta. Il Vicenza è ancora dietro porta, il Treviso sta mettendo un po' di pressione. Vicenza che la passa alto ma il passaggio non riesce ad arrivare e ancora Capitan Sagui recupera, dialoga con Valieri Elia parte. Il Treviso parte in attacco. Mattia Darin Pupel tira ma purtroppo non arriva a buon fine e fallo di Vicenza del numero 9
subito, distacco che già c'è ma che può essere aumentato. Tiro del ben Riccardo. Il Treviso continua a fare dei passaggi da una sponda all'altra del campo, aspettando il momento giusto per tirare. Tiro, ma viene Mattia Bianchin recupera il disco e passa a Valerio Elia. Valerio Elia tenta il passaggio per Riccardo Del Ben, che gli arriva. Bel dialogo tra i giocatori del Treviso. E ora ancora Del Ben che passa a Bianchin. Del Ben tira ma viene parato, il giocatore vicentino dice il proprio portiere lascia pure il disco. Bianchin che purtroppo manda fuori il disco, quindi si riprenderà con un ingaggio. Il Treviso è in possesso del disco e è in fase di attacco. Tiro ma viene parato dal portiere. Tiro di Valieri, peccata la posizione di Tommaso Caner, che se fosse stato dall'altra parte sarebbe stato gol. Bastava appoggiare la stecca. Riesce qui a sporcare il giocatore vicentino il passaggio dei pali opposti. Valieri tira, purtroppo non è sufficiente. E di nuovo Centofante che riesce a non far concludere il Treviso. Ottima la parata del portiere. Finita la superiorità numerica di Cosimo Marino. Treviso. Peccato risultato. E mi sa fallo del Treviso, ma non sono sicura di questa chiamata. Centofante e Valieri per terra. Fallo Treviso per trattenuta al numero 9. Time out di Vicenza. Togliamo l'occasione per leggere per il Vicenza con il numero 5 Stella Mattia, con il numero 7 Centofante Filippo, con il numero 8 Puzzola Giovanni, con il numero 9 De Lorenzo Alessandro, 12 Zazzaro Giacomo, 13 Dell'Uomo Lorenzo, 15 Beltello Mattia, 21 Paglioni Federico, 24 Paglioni Francesco, 27 Gianello Giacomo, 29 Marco Gianpietro, 32 Zardini Umberto, 33 De Lorenzo Riccardo. Portieri numero 1 Guglielmi Damiano e numero 3 Avesani Luca. Per il Treviso invece numero 2 Fantuzzi Tommaso, numero 7 Bianchin Mattia, numero 8 Bartolomei Joshua, numero 9 Valieri Elia, numero 11 Paolo Alessandro, 17 Alder Riccardo, 19 Santa Rossa Stefano, 21 Sagui Davide, 56 Caner Tommaso, 66 Quinto Marco, 91 Darin Mattia, portieri numero 15 Quinto Paolo e numero 31 Rosdocimo Marino. Si riprende con un ingaggio in zona d'attacco per Vicenza, ci saranno 2 minuti di superiorità numerica. Vicenza che ora tenterà il tutto per tutto per riportarsi in pareggio. A comandare questo power play Centofante. Arriva subito il tiro da parte di Vicenza. Marino riesce a parare.
Il Treviso recupera il disco e al momento combatte in balaustra. Bianchin Mattia, classe 2006, riesce a portare avanti in zona d'attacco il disco contro due giocatori ben più alti di lui e fisicati. Marino riesce a parare. In penalty forse. 45 secondi al termine di si riprende con un ingaggio alla sinistra del portierone di Treviso. Treviso vince l'ingaggio e al momento combatte con balaustra. Mattia Bianchin combatte per il disco ma lo perde. Occasione di Vicenza ma il tiro va fuori. Vicenza continua a fare pressione sul Treviso. Serie di passaggi da parte del Vicenza. Tiro ma va fuori. Occasione di partenza per il Treviso che però perde il disco. Gli ultimi 5 secondi per questo penalty. Entra Vaglieri, 4 contro 4 e Marino para. 11 tiri a 11 per entrambe le squadre, quindi anche le statistiche confermano la partita equilibrata. Ingaggio vinto dal Vicenza che si prepara il tiro ma Marino riesce a farlo. Possesso del disco con Centofante che dialoga con i suoi compagni di squadra. Il Treviso mette pressione al Vicenza e riesce quasi a recuperare il disco ma il Vicenza è in grado di tenerselo. Riccardo Dalben che vede un'occasione libera e la sfrutta. Purtroppo il portierone di Vicenza è riuscito a dire di no. E ora è Mattia che purtroppo tira fuori, tira sopra la traversa. Di nuovo Dalben Vaglieri. Il Treviso inizia a prendere tempo. Si prepara per trovare un'occasione. Vaglieri prova ma non viene bloccato dalla difesa. Combatte, riesce a scartare un paio di persone. Riesce a mantenere il possesso del disco nonostante l'attacco di Vicenza. Un'incompressione qui ma riescono a capirsi alla fine i due giocatori. Tenta il tiro ma becca un avversario e disco fuori sugli spalti. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Si riparte da centrocampo per questo minuto e 36 di gioco prima della fine del primo tempo. Vince l'ingaggio Mattia Bianchin. Disco vinto al Treviso che inizia a prendere tempo. Cerca di trovare un modo sicuro per ripartire con un passaggio lungo a Mattia Bianchin
Chi tenta il gol purtroppo non gli riesce. Bellissimo l'intervento comunque del giocatore numero 7 del Treviso. Porta spostata, Marino si dà sistema e ancora il Treviso combatte. Il Vicenza è in possesso del disco, tenta l'azione ma viene bloccato dalla difesa del Treviso. La panchina trevigiana reclama un fallo che secondo l'arbitro non c'è. Continua il gioco, gli ultimi 38 secondi alla fine del primo tempo. Il disco è in possesso dei giocatori del Vicenza che provano a partire per un attacco. Tiro del Vicenza che però va fuori. Il disco è ancora in possesso vicentino. Vicenza che pressa perché vuole finire questo primo tempo in inferiorità. Cerca di pareggiare in tutti i modi. Disco che arriva dall'altra parte del campo in pochissimi secondi. E fine primo tempo. Le statistiche ancora equilibrate, 13 tiri per Crostaceo Marino e 12 per Guglielmi Damiano e 1-0. Ci vediamo alla fine del pausa tra il primo e il secondo tempo.
i giocatori si preparano per l'ingaggio che viene vinto dal Vicenza. Centofante ancora in possesso del disco. Sta Gelugo che non arriva al proprio compagno. Disco in possesso del Treviso che prende tempo. Cerca di... ma purtroppo non riesce. E di nuovo Centofante. Con quello che riesce a parare. Disco esce fuori. Si riprende cercavo di capire cosa si giocassero i giocatori di Treviso. Disco in possesso del Treviso che va in attacco. Inizia a fare dei passaggi per confondere la difesa e il tiro, ma viene parato dal portiere vicentino. Occasione di attacco per il Vicenza che tira ma va fuori. Disco in possesso dei Rhinos. Occasione per il Rhinos, tiro ma va fuori. Disco recuperato dai giocatori del Vicenza che ora vanno in attacco. Cavalieri di gol di Vicenza. Gol credo del capitano Zafferon Giacomo. E no, non è capitano. Ci sono segnati due capitani nel roster, ma uno dei due sarà quello giusto. Ingaggio vinto da Vicenza. Il disco in possesso del Vicenza che rimane nella sua metà campo, cerca di trovare un'occasione. Vicenza in attacco, grande parata del portiere del Treviso che però non riesce a bloccare il disco. Disco ancora in possesso di Vicenza che Treviso riesce a recuperare il disco. Gran giocata comunque del Centofante e di Bottello che con due passaggi sono riusciti a superare 4 giocatori. Disco che finisce in possesso di Vicenza, è ancora Centofante, passa il disco, il giocatore non riesce ad agganciarlo bene sulla spatola ed ora Team Mattia fa un flip un po' troppo alto e rischioso in quella zona del campo, infatti il compagno Marco Conte non riesce ad afferrarlo. Grandissimo palo e grandissima parata di Prosdocimo Marino, ci vuole anche fortuna. Bellissimo comunque, bravissimo comunque il portiere trevigiano che oltre alla fortuna ha avuto anche la bravura di essere subito pronto su quel disco. Ingaggio vinto dai giocatori del Vicenza che però si contendono il disco per quello del Treviso. Treviso recupera il disco, va in attacco, passaggio in centro, si trovano bloccata la difesa vicentina. Il Vicenza ha un'occasione d'attacco. Recuperato il Treviso. Guarda il Treviso che lotta per questo disco, ma riesce ad avere meglio il giocatore vicentino. Vicenza in possesso, tira ma
Prossimo. Uscita di zona. Si passa di giocatori. Ora di Vicenza. Mi sa che sia riconquistare questo disco ai propri compagni. Il team va dietro porta per il tempo alla propria linea di i propri cambi. Occasione di attacco per Vicenza che però viene bloccata all'istante dal Treviso. Lo stesso disco del Treviso che inizia a prendere di tempo, stando dietro porta. Dialogo tra Catin. Un po' sembra una partita a scacchi. Tutte le squadre aspettano che per poi poter attaccare. La Catin da subito si è resa equilibrata. Il risultato e le statistiche confermano 1-1. Vicenza prende tempo dietro la porta, aspetta un'occasione. Passaggio lungo per uno dei giocatori che cerca di dribblare la difesa, ma non ci riesce. Va bene, la dislessia non è un problema tanto. Quindi fino a qui il drop tra i due giocatori vicentini. Vicenza mantiene il possesso del disco. Vicenza cerca di creare uno spazio per entrare. Non è sicuro di entrare ora che Treviso è ben piazzato in difesa. Centofante aspetta che i propri compagni siano nelle giuste posizioni. Si completa il cambio della linea vicentina. Vicenza va in attacco, ma cambia idea, torna dietro porta. Vicenza parte in velocità in attacco. Occasione del Vicenza, ma buonissimo l'intervento del portiere. Bravissimo Prestosimo che è riuscito a mettere la stecca. Si è preso un grande rischio perché Vicenza poteva benissimo scartarlo. La vista lunga. Peccato qui Vaglieri non riesce a riconquistare il disco. Capitan Sabui a recuperare il disco. Cambio lungo. Saranno 3 minuti che il gioco non si ferma. L'arbitro di Treviso reclama un fallo ma non arriva, mentre dagli spalti si incita al gol. E Mattia cerca di accontentarli ma viene parato da Guglielmi Damiano. Disco in possesso di Vicenza che tenta il tiro ma viene parato. Disco ancora del Vicenza che torna nella sua metà campo. Cerca di prendere tempo e trovare l'occasione giusta. Ancora Centofante a rimescolare le carte.
Occasione del Treviso in attacco che tira ma viene parato. Disco ancora libero, ma può essere che l'arbitro non se ne sia accorto. Noi eravamo in posizione giusta, ma l'arbitro non può avere una vista di 360 gradi purtroppo. Disco in possesso del Treviso che temporeggia. Cerca di trovare un'occasione per partire ma viene bloccato dal Vicenza. Passaggio lungo per Marco Pinto. Pinto cerca la giocata, ma alla fine decide di passarla al compagno Alessandro Palù. Di nuovo Bianchin Mattia in possesso del disco, Bianchin che dialoga con Pinto. Pinto che entra. Bellissimo lì il rebound di Tommaso Caner, peccato alla fine. I giocatori lottano in balaustra per il disco ma l'arbitro interrompe la giocata. Si riparte con un ingaggio in zona d'attacco per Treviso. Ingaggio vinto dai giocatori del Treviso che si preparano subito ad attaccare. Vicenza che si chiude un po' in zona difensiva. Occasione del Treviso che però viene parato dal portiere vicentino. Bello qui il tiro di Riccardo Dalben. Altro ingaggio in zona d'attacco, sempre Dalben nel face to face. Prende il disco Valieri Elia. Temporeggia un po', cerca il compagno Riccardo Dalben che non trova purtroppo. E il disco riconquistato da Vicenza. Il Vicenza si prepara ad attaccare, ottima giocata da parte del Vicenza che però finisce con un tiro fuori. Il Treviso recupera il disco e a sua volta parte in attacco. Treviso che ha fatto molti tiri in questi minuti di gioco. Paratona ancora di Guglielmi Damiano. Il capitano vicentino chiede un time out. D'altronde mancano 9 minuti alla fine del primo tempo e entrambe le squadre sono... del secondo tempo, scusate. Avete ragione. E entrambe le squadre sono 1-1. I portieri sfruttano questi secondi per rifiatare, dal momento che sono stati entrambi molto impegnati. 20 tiri per Prosdocim e 21 per Guglielmi, che hanno entrambi la media del 95%. In zona d'attacco i due numero 7 nel face to face se lo contendono e vince Centofante, quindi possesso del disco vicentino.
cercano il tocco, peccato la conclusione. Disco in possesso del Treviso, che parte in attacco con un passaggio lungo, ma viene subito fermato dalla difesa vicentina. Ancora Vicenza in possesso del disco. Possesso del disco che riesce a mantenere nonostante Treviso cerchi di toglierglielo. Treviso entra in possesso del disco e inizia a preparare un attacco. Alessandro Palù voleva entrare ma non trova lo spazio e quindi decide di scaricare dietro a Bianchi Mattia, che scarica Tommaso Caner. Chiamano il cambio da entrambe le panchine. Infatti il Treviso cerca di mantenere il possesso. Valieri bravissimo a recuperare subito il disco. Scarta molti giocatori, ma non va a concludere. Ancora Capitan Sagui che cede il disco per Riccardo Dalben. Riccardo Dalben parte, purtroppo non riesce. Riccardo Dalben è stato fermato dal Vicenza, che ora sta combattendo per il possesso del disco. Possesso vicentino che si prepara a fare un'azione. Va dietro porta per temporeggiare. Passaggio lungo del Vicenza. Tiro che però viene fermato dalla difesa trevigiana. Peccato il passaggio di Sagui. Sperava che Cavalieri fosse più avanti, ma erano molto vicini. Lotta in balaustra il numero 17 Riccardo Dalben, ma riceve un colpo in faccia. Si tiene la testa, speriamo non sia niente di grave. Rimane in campo, quindi no, per fortuna. Dalben parte in attacco. Scarta due giocatori, ma la conclusione purtroppo non è favorevole al Treviso. Bravissimo qui Dalben a continuare a giocare. Si è fatto evidentemente male perché appena uscito dalla panchina si è tolto il casco. Speriamo sia solo una botta. Ingaggio vinto dai giocatori del Treviso, che tirano ma purtroppo prendono un palo. Disco in possesso del Vicenza, che temporeggia dietro la porta. Passaggio lungo, andato a buon fine. Il Vicenza continua a fare possesso disco. Tifo che incita Treviso, perché la partita è ancora molto aperta, non si può sapere come può andare a finire. Vicenza è ancora in possesso del disco, si prepara per entrare, attacco ma non ci riesce. Reclama un fallo alla panchina vicentina, ma Zatta fa di no. Tutto regolare. Vicenza parte in attacco, tira ma va fuori. Disco in possesso del Treviso che si prepara a partire, ma il passaggio purtroppo non va a buon fine. Possesso vicentino, parte in attacco, uno scambio qui di disco, tira e va gol.
di Vicenza. Ora scusate, ero persa, cercheremo di capire chi ha segnato. Team out Treviso, che giustamente vede l'occasione di vittoria con meno percentuale. Gol del numero 7 Centofante Filippo su assist di Bettello Mattia, numero 15, a 4 minuti e 3 secondi dal termine dell'incontro. Vediamo Vicenza già pronto per l'ingaggio, mentre Treviso deve raccogliere le idee e cercare di portare tutta la grinta in campo. Ingaggio vinto dai giocatori del Treviso, che temporeggiano un attimo dietro porta cercando di trovare un'occasione per partire. Valieri in possesso del disco, passaggio per Dalben. Peccato qui il passaggio. Disco recuperato dalla Vicenza, che tenta il tiro ma viene fermato dalla difesa trevigiana. Disco in possesso del Treviso. Passaggio lungo per Dalben, che riesce a intercettarlo. Bellissimo qui la chiamata. Ancora Treviso che deve recuperare un disco lanciato su da Vicenza. Vicenza che preferisce stare in difesa piuttosto che tentare un attacco. Il famoso detto dice: non c'è miglior attacco che esista. No, non c'è. Il migliore attacco è la difesa, più o meno le parole erano queste. Fallo ai danni di Vicenza. Mi sembra, sì. Numero 33 De Lorenzi Riccardo. Quindi occasione per Treviso di riuscire a portarsi in parità. 2 minuti di power play e poi gli ultimi 52 secondi prima del termine dell'incontro. Power play molto impegnativo quindi per Treviso, che deve fare il possibile per riuscire a segnare. Disco in possesso del Treviso, che inizia a fare una serie di passaggi. Tenta il tiro ma viene bloccato dalla difesa. Disco ancora in possesso del Treviso. In campo Dalben, Valieri, Palù e Bianchin per Treviso. Passaggio alto di Bianchin, che però viene preso da Valieri. E io l'ho visto dentro, ma non vorrei che fosse entrato. No, ho sbagliato. Mi sembrava fosse entrato. Quindi ancora si lotta per questo minuto e 32 di power play. Disco in possesso del Treviso. Il Vicenza ruba il disco, cerca di partire in attacco ma viene bloccato dalla difesa. Ora Valieri Dalben dialogano, non trovano lo spazio per tirare, quindi continuano a passare, ma poi arriva il tiro di Bianchin. Disco recuperato dal Treviso, che si prepara a tornare in attacco. Tenta il tiro ma viene bloccato dalla difesa. Treviso che qui deve cercare di cogliere tutte le occasioni possibili. 50 secondi al termine del power play. Gli allenatori del Treviso comunicano con i giocatori in campo
gli avranno detto di tirare al volo perché è stata la prima cosa che ha fatto. Ancora Treviso e ancora Guglielmi che riesce a parare. Mattia Bianchini recupera il disco e la passa a Dalben. Ultimi 15 secondi di power play, peccato, mancava il rebound, ma bravissimi ragazzi. Passaggio di Mattia Bianchini intercettato dal Vicenza che recupera disco. Tifo che incita i giocatori, 4 contro 4, ultimo minuto di gioco. Palù fosse per terra perché Mattia aveva letto benissimo il gioco. 5 contro 4, quindi empty net. Treviso tenta di togliere il portiere, peccato qui. Guglielmi para ancora. Guglielmi sicuramente ha fatto una bellissima partita, bellissime parate. Nel secondo tempo si è vista molto la differenza perché i tiri del Treviso sono stati ben superiori rispetto a quelli di Vicenza. Time out. Giustamente Treviso ha gli ultimi 50 secondi per poter segnare e per poter entrare a fare l'overtime. Deve essere molto bravo Treviso sia in attacco che in difesa perché giocare senza portiere è sempre interno all'8. Entrambe le squadre si preparano per l'ingaggio. Il Treviso sceglie di mandare in panchina il portiere per avere 5 giocatori. Ultimi 20 secondi. Che deve tirare perché il tempo non c'è. Non so che è difficile perché appena Vicenza recupera il disco tenterà di fare gol per sventare ogni occasione. 4 secondi al termine della partita, bisogna tirare. Partita vinta da Vicenza, ma complimenti ad entrambe le squadre che hanno disputato veramente un bellissimo incontro teso. Vicenza festeggia, Treviso un po' meno, ma non ha nulla da rimpiangere perché hanno veramente giocato col cuore e hanno dato l'anima. Si salutano le due squadre e cogliamo l'occasione per salutarvi anche noi e buona serata.